dare il colpo di grazia finale. Allora, ha ottenuto il clou alla fine. Io prima di rispondere alla tua domanda devo fare una riflessione personale. Stamattina quando sono arrivato ho salutato Tania, dicendo: Tania, dove mi hai portato? E lei mi ha detto: no, invece guarda che è importante per un dirigente sindacale conoscere l'Italia. E devo dire che ieri venendo ho conosciuto due aspetti che assolutamente non sapevo. Il primo, per me che sono abituato alle autostrade ad una corsia, quando mi sono trovato tra Bologna e Reggio in una autostrada a 4 corsie, mi è venuto il dubbio: ma io dove mi devo mettere? La seconda cosa è che tutte le rotonde che ho visto ieri non le avevo visto in vita mia, perché ce n'erano ogni 200 metri. Il navigatore mi diceva seconda uscita, la prossima uscita. Quindi qua hanno fatto delle cose secondo me meravigliose, c'è sempre da imparare. È chiaro che quando faremo il ponte lo faremo ad 8 corsie e 5 rotonde. Veniamo invece alla riflessione alla quale tu mi invitavi. Io credo che esista innanzitutto un problema, che è la mappatura delle aree interne. Perché io scoprire che Taormina, non so se sapete cos'è Taormina, è comune ultraperiferico, o Cortina d'Ampezzo è comune ultraperiferico, devo dire che qualche problema me lo crea. Ed è chiaro che a quel punto noi parliamo del 45% del territorio, perché se tutto è area interna, nulla è area interna. E io quindi credo che una riflessione su questo non la dovremmo fare. Dopodiché stamattina mi è piaciuta il neologismo che è stato utilizzato, neopopolamento. In Sicilia, non so nelle altre regioni, non mi permetto di dire nulla, stiamo vivendo un nuovo fenomeno, che è il neospopolamento, che voglio dire, per anni noi abbiamo assistito a quello che abbiamo definito la fuga dei cervelli. E lo diceva il sindaco di Caltagirone: i ragazzi vanno a studiare fuori e poi restano e non tornano più. Chi è che se ne va? Se ne vanno i genitori di questi ragazzi, che li raggiungono al nord, perché ripropongono il fenomeno del welfare familiare. Non ci sono gli asili nido, beh, ci va il nonno. C'è da fare qualcosa, c'è la nonna. Questo nei fatti sta producendo un ulteriore impoverimento del territorio, perché le pensioni che sono pagate vengono spese al nord. Parlavo con un amico mio che passa il tempo tra Lisbona e Milano, a Lisbona il figlio, a Milano la figlia. Mi diceva che nell'ultimo anno è stato 6 mesi a Lisbona e 6 mesi a Milano per vicende diverse. Dice: guarda, abbiamo speso qualcosa come 8.000 euro. Questo fa sì che le banche non hanno più depositi, perché tu i soldi te li porti dove stai. A differenza dell'immigrazione di 30, 40, 50 anni fa, dove l'emigrato, siccome sperava di tornare, le rimesse le metteva, perché dice: torno, apro un negozio, un'impresa artigianale. Gli immigrati ragionano come ragionavano i nostri, praticamente i risparmi li mandano al loro paese. Quindi gli interventi che noi abbiamo la possibilità, grazie a questi strumenti, di mettere in campo, possono aiutare e devono aiutare, ma prima occorre la consapevolezza che non è un fatto diffuso, perché molti sindaci vivono la strategia nazionale delle aree interne come un'occasione non di una metodologia di lavoro, che è quello che ci propone il sindaco di Caltagirone, ma come uno strumento per attivare finanziamenti. Ora, a differenza di 20 anni fa, quando i sindaci siciliani erano alla ricerca disperata di finanziamenti,
Oggi il mondo è cambiato. Sono i finanziamenti che cercano disperatamente i sindaci. Io non voglio dire, perché so che morireste dall'invidia e non più dalla stanchezza, però se io faccio i conti sui finanziamenti che afferiscono e che afferiranno nei prossimi 2 o 3 anni in Sicilia, c'è da mettersi le mani ai capelli. Noi abbiamo 6 miliardi di euro per quanto riguarda il fondo di sviluppo e coesione, 6 miliardi di euro, ne parlava Monaco stamattina, un riferimento per quanto riguarda il fondo di sviluppo regionale, 1,5 miliardi per quanto riguarda il fondo, l'FS, 3 miliardi per quanto riguarda il POC, e potrei continuare. Le aree montane, c'è l'ulteriore finanziamento. Il tema diventa: ma c'è una visione di futuro? E noi come organizzazione sindacale l'abbiamo questa visione del futuro? Cioè Pippo Di Natale riesce ad immaginare cosa sarà o come dovrebbe essere tra 20 anni la Sicilia? L'ulteriore questione diventa la complementarietà delle risorse. E qua nasce il primo problema. Il confronto con le amministrazioni comunali, gran parte dei sindaci, indifferentemente se sono di centrodestra o di centrosinistra, vivono con fastidio il confronto con le organizzazioni sindacali. In parte per le cose che diceva lei, che io mi sento di sottoscrivere, e cioè o abbiamo una capacità di conoscenza, di esperienza per poter interloquire con i sindaci, oppure le nostre discussioni sono del tipo: devi spendere bene i soldi. Il sindaco dice: sono d'accordo. Li devi spendere presto, d'accordissimo. Li devi spendere rispetto ad un progetto, d'accordissimo. Ma allora, se siamo d'accordo, perché devo parlare con te? Semplici. Allora, le iniziative come quella che stiamo vivendo oggi, che non credo che noi stiamo assistendo ad un'iniziativa, ma la stiamo vivendo, diventa estremamente importante per consentirci di avere degli strumenti di conoscenza per poter essere incisivi nel territorio. Aree interne. Qua c'è un gran casino, nel senso, lasciamo perdere la mappatura. In Sicilia ci sono 11 aree interne, 5 che provengono dalla programmazione 2014-2020, alle quali sono state aggiunte altre 6 aree interne. Di queste 6 aree interne, 3 hanno ricevuto il finanziamento SNAI. Finanziamento SNAI, parliamo solo di 4 milioni di euro e abbiamo chiuso. 3 non hanno avuto nessun altro finanziamento SNAI. La regione siciliana, per la prima volta, utilizzando i soldi del fondo di sviluppo regionale, ci ha messo 300 milioni di euro su queste aree interne, che già stanno a condizione che creino un soggetto giuridicamente riconosciuto perché possano essere l'organismo intermedio, cioè possono essere loro a decidere come spendono rispetto ad alcuni obiettivi che sono stati definiti. Ma parliamo di 300 milioni di euro, quando sulle aree SNAI, io ho letto attentamente il piano strategico. Allora, quel piano strategico, che secondo me sarebbe opportuno che anche da una riunione come quella di oggi potesse uscire fuori, io la leggo come una presa in giro che si sta facendo ai territori. Perché? Perché aveva senso questo programma nazionale se fosse stato fatto nel 2021. Allora sì che tu potevi attivare i finanziamenti del PNRR, i finanziamenti comunitari, ma fatto nel 2025, quando sei alla conclusione del PNRR, parliamo di giugno 2026, cosa faccio? Ritorno i soldi che ho avuto? O ci saranno altri bandi? Allora io credo che di quel documento noi dovremmo perlomeno approfondire le strategie previste per quanto riguarda i trasporti,
cose che stamattina sono state dette e per quanto riguarda la sanità. E però, e ne approfitto della presenza del segretario confederale, nella vita, non mi riferisco a lui, quello che sto per dire, ma affinché si possa essere utili, bisogna essere coerenti. Cioè noi diciamo che dobbiamo potenziare le aree interne, dopodiché cosa facciamo? Chiudiamo le caserme dei carabinieri, accorpiamo le scuole e guarda caso accorpiamo le scuole o chiudiamo gli istituti comprensivi nelle aree interne, quelli che hanno più difficoltà. Concludo con una speranza che quello di cui stiamo parlando oggi possa trasformarsi in patrimonio dell'intero corpo dell'organizzazione, perché io credo che ancora la consapevolezza di tutta l'organizzazione che dalle aree interne può partire il riscatto del Paese non c'è. Grazie Tito.